Sì, dal nuovo bollettino cresce ancora il numero dei contagi in Veneto, più 16 rispetto a ieri. Sono in tutto 307 le persone infettate, 68 i ricoverati, 18 in terapia intensiva. Noi ci troviamo davanti all'ospedale di Padova, in queste ore si ragiona per ampliare i posti della terapia intensiva, in tutto sono 495 in Veneto, si punta ad averne almeno 700, magari riaprendo un'ala dell'ospedale di Schiavonia che da venerdì sarà di nuovo operativo. Questo per affrontare sia un'eventuale emergenza interna alla regione, sia per andare in soccorso alle regioni che invece sono in carenza di posti letto, quali la Lombardia e l'Emilia Romagna. Intanto si ha fretta qui di tornare alla normalità, c'è una pioggia di disdette per quanto riguarda le prenotazioni, il settore del turismo è in ginocchio, meno 70% di prenotazioni per quanto riguarda le città venete. Da oggi riaprono a pieno ritmo i musei, le biblioteche, riapre la prestigiosa Cappella degli Sgrovegni a Padova, sempre però rispettando la regola del droplet, quindi si può entrare solo a gruppi di 11 per mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro e quindi evitare il diffondersi del contagio. È tutto.